eccomi. Dunque, vabbè, intanto vi ringrazio che siete così numerosi e giovani, per cui che mi fa molto piacere, perché insomma, si dice in Italia che la musica classica non sia per niente diciamo, seguita dai giovani, perché ci sono carenze nell'educazione musicale, eccetera, sempre le solite tristi cose. Invece mi sembra di vedere che qui, anche soprattutto per il merito dell'istituto musicale, ci sia insomma molta più attenzione che per esempio nelle mie parti, dove non ci sono scuole di musica pressoché, direi, se non nella città, però non certamente nell'entroterra. E quindi io, che sono nato in un paesello molto dentro all'entroterra, poi quando da bambino si sono accorti che mi piaceva, insomma, mi sarebbe piaciuto studiare, e ci siamo trasferiti dal paesello alla città e siamo andati in cerca di maestri, per cui questo mi fa infinitissimo piacere. Poi vabbè, questo che ho suonato era la toccata in Mi minore, scusate un attimo, perfetto, era la toccata in Mi minore BWV 914, che avevo suonato anche come inizio, avevo suonato qui, pardon, a Thiene a maggio. È un brano che ormai suono quasi sempre all'inizio di un recital di Bach, perché contiene un po', diciamo, è un po', come dire, un piccolo assaggio del menù che Bach offre nei suoi cicli e che si è sviluppato nella sua produzione tastieristica, perché c'è un piccolo preludio all'inizio in forma di toccata, cioè forma di toccata vuol dire che dovrebbe dare un po' il senso, diciamo, improvvisatorio, cioè di riscaldamento, ed è questo. Queste tre righe sono, come dire, dovrebbero sembrare una sorta di improvvisazione all'organo. Poi dopo segue una piccola fughetta, questa qua. E questo, ecco, ricalca già il principio, diciamo, del preludio e fuga, che è l'anima del clavicembalo ben temperato. Sono ben 48 i preludi e fuga in tutte le tonalità, partendo da Do e andando fino a Si, tutte le tonalità, che è una parte fondamentale dell'opera di Bach. Poi dopo c'è una specie di intermezzo, diciamo, come dire, di recitativo, che è questo, eccetera, che prepara la fuga finale. E questo, ecco, da qui trae spunto poi nell'opera buffa del Settecento, quindi di qualche decennio dopo, che è lo spirito, diciamo, del cantante, come dire, che improvvisa prima di un'aria e dopo. E quindi questo è come dire, un ingrediente importantissimo che Bach racchiude in una piccola. Poi alla fine c'è la fuga, che è questa, eccetera. Quindi praticamente in 7 minuti e mezzo di musica si ha, come dire, un prospetto, un esempio di una poi sviluppata produzione molto importante, per cui credo che sia più bello cominciare così un concerto che non, che ne so, con un corale o con una cosa calma, che comunque, diciamo, rimane lì, poi non dà spunto a ulteriori approfondimenti. Per cui questo mi serve per, scusate la gastrite, mi serve per raccontarvi un po' come mi sono avvicinato a Bach negli anni che furono, fin dai tempi degli studi, appunto, con i maestri di quando ero bambino e fino a adesso, agli ultimi tempi, vedendo un po' come sono state le tappe, come mi sono interessato, come mi sono appassionato, poi i modelli, gli interpreti, eccetera. Per cui andiamo un po' per gradi e vorrei dire che quando ero bambino, naturalmente mi hanno fatto studiare, la prima cosa che fanno studiare ai bambini di Bach è il quaderno di Anna Magdalena, magari qualcuno di voi conoscerà qualcosa, che è quella raccolta di musiche scritte dalla moglie, dalla prima moglie di Bach, Anna Magdalena, è quella raccolta di brani, alcuni addirittura si cantano anche, ed è quella raccolta in cui è contenuto il celebre Minuetto in Sol, che è questo,
questo è il primo pezzo che suonano, che imparano i bambini alle elementari di Bach. E poi dentro addirittura c'è, pensate, l'aria delle variazioni di Goldberg e il primo preludio del clavicembalo ben temperato, è questo, eccetera. E questi, ecco, questi sono due gioielli che poi Bach ha tirato fuori dal quaderno di Anna Magdalena. Originariamente erano stati scritti per la moglie e per i figlioli, perché il quaderno di Anna Magdalena aveva lo scopo, diciamo, educativo, cioè erano musiche scritte per i figlioli e per diciamo, gli allievi della loro scuola alla corte di Köthen, per cui addirittura pensate che insomma, questi due gioielli poi hanno avuto un grande riscontro di fama, cioè, nella storia sono due pezzi fondamentali, vengono proprio dal quaderno di Anna Magdalena. Quindi quando ero bambino mi hanno fatto studiare quello e già devo dire che ho sempre manifestato un po' di avversione, perché indubbiamente la scrittura è complessa, anche se sono 4 note, però sono tutte importanti alla pari, e quindi quando un bambino inizia a suonare gli spiegano un po' sulla melodia, l'accompagnamento, e quindi tutto sommato rispetto a una sonatina di Mozart o quelle di Clementi, quelle che diciamo si suonano da bambini, questa musica è molto più impegnativa. Per cui devo dire che anche con l'ingresso al conservatorio, dove si studia per gli esami del 5º anno, dell'8º e poi del diploma, si studiano dei pezzi cospicui di Bach, cioè 2 suite inglesi, poi ben 24 preludi e fughe, cioè un libro del clavicembalo ben temperato, uno dei 2, perché io ho ancora studiato con il programma ministeriale, quello tradizionale, poi dopo sono venuta a scoprire recentemente che molto hanno cambiato, però con questa suite francese la suonavo molto veloce, naturalmente tutto era istinto, non si sapeva. Cioè non è che non si sapesse, no? Non riuscivo a far entrare delle nozioni fondamentali che poi dopo, negli anni, sono e tuttora sono parte fondamentale per riuscire a interpretare, a leggere lo spartito di Bach. Per cui questi sono i primi ricordi. Poi naturalmente, ecco, mi ricordo benissimo che quando ero bambino, tipo 8 anni, avevo già iniziato a consumare il disco di Glenn Gould delle variazioni Goldberg, il primo, quello del 55, e tutto sommato non ero neanche così affascinato, per cui non so perché, però ricordo che poi mi ricordo che prima della quinta elementare mi hanno fatto vedere lo spartito delle variazioni Goldberg e dissi tra me, questo non sarò mai in grado di leggerlo perché è troppo difficile, c'era dentro delle cose assolutamente mostruose. Poi ho allargato, ho studiato un po' anche altro repertorio, dei concerti di Mozart, insomma ovviamente si doveva fare un po' di tutto, per cui per un po' di tempo si è abbandonato lo studio di Bach. Mi dicevano sempre che è fondamentale, bisogna sempre farlo, però per un po' si è abbandonato. Mi ricordo che mi dedicavo a Prokofiev, a autori più, diciamo, di tutt'altro tipo. Però con gli anni, quando l'istinto ha cominciato un po' a non bastare più, io verso i 15-16 anni ho avuto, fino a 18, 19, 20, ho avuto un po' una forte crisi, diciamo, artistica, in quanto, vabbè, negli anni precedenti ero stato catalogato come bambino prodigio, perché cioè quando uno da bambino suona un po' davanti a 10, 50, 100 persone, solo perché è bambino già dicono che è prodigio, per cui è una cosa che è inevitabile per tutti. E quindi io devo dire che istintivamente avevo, non lo nego, molto istinto musicale, cioè io così di natura sentivo il fraseggio e ci mettevo un attimo a imparare la musica, perché ovviamente era ancora un livello molto marginale, per cui ricordo tipo che in una settimana imparavo, non so, una sonata di Mozart a memoria, cioè dopo il secondo o il terzo giorno che la leggevo già levavo lo spartito, cosa che adesso, cioè, ci metto mesi e mesi per toglierlo, per cui niente, fino a una certa età, finché l'istinto ha funzionato, non c'erano grandi problemi. Infatti conservo delle registrazioni di concerti dal vivo, alcune cose di Mozart, altre di Schumann, tutto sommato che cioè, il bambino che suona sembra un adulto, ecco, cioè, come se suonassi adesso, però diciamo per puro caso, non per presa di coscienza. Poi a un certo punto, dal momento che la maestra del conservatorio insisteva sempre con la tecnica, la posizione delle mani, delle braccia, dei piedi, tutto quanto, a un certo punto l'istinto venne meno e io fui soggiogato da tutti questi pensieri.
della tecnica, del peso, e allora a quel punto lì io sono andato un po' in bambola e devo dire che fino ai 17, 18, anche 20 anni avevo fatto il diploma e conservo la registrazione del diploma, che è una roba terrificante, in quanto ci sono, cioè proprio, io non mi era stato tramandato, forse io non ho capito, proprio il senso generale della musica, cioè il senso, l'importanza del fraseggio, di come si fa proprio a costruire una frase, che una volta che perso l'istinto e se non sai come si fa non puoi suonare, per cui c'erano lacune nella sonorità, perché io per natura ho sempre avuto una discreta sonorità, probabilmente anche quella è una cosa di nascita, e me lo dicono anche maestri famosi, che la qualità del suono si lavora tutta la vita, se nasci e come metti le mani sul piano, cioè il suono è duro e legnoso, si può migliorare, però vuol dire che non si è tagliati per quella cosa lì. Per cui io credo di avere sempre avuto una discreta sonorità, però a un certo punto, date queste difficoltà, la sonorità è peggiorata e soprattutto era diventata dura e c'erano proprio degli errori, proprio nel fraseggio, cioè accenti, botte, cose che sono contro la musica e che io non avrò forse capito, però io non fui mai messo alla stregua di questi errori. Allora, nel concerto di diploma c'erano i preludi e fughe di Bach, l'opera 109 di Beethoven, per quanto, toccando ferro, non ho mai avuto grandi problemi di memoria, cioè di solito non mi perdo, che è una cosa anche importante, anche quella è una cosa di nascita, cioè io credo che la memoria si studia indubbiamente, però io dopo che 2 mesi che ripeto un pezzo, poi a un certo punto automaticamente lo spartito se ne va, però io non so come faccio a farlo andare via, perché ci sono certi che dicono che ci sono dei metodi per memorizzare, indubbiamente ci saranno anche, però io credo che nella maggior parte dei pianisti, degli strumentisti che suonano nel mondo, la memoria sia una dote, al 80% sia una dote, e poi anche c'è un po' di metodo, per cui pur non avendo avuto mai grandi problemi di memoria, il concerto di diploma fu senza errori di memoria, però è una roba inascoltabile perché ci sono botte dappertutto, poi il ritmo, il fraseggio non è quasi mai giusto, voglio dire, ci sono, e questo era durante questi anni di crisi perché non avevo le conoscenze per studiare, per fare correttamente la musica. E quindi a questo punto, quando sono andato a studiare all'Accademia di Imola nel 95, a questo punto è venuto in soccorso Bach, in quanto andato dai maestri lì, ho fatto l'audizione, mi hanno preso a studiare, mi hanno detto che c'erano tutte queste lacune e che per migliorarle, cioè per toglierle, prima di studiare Rachmaninoff o Chopin, bisognava studiare Bach per imparare la musica. E allora da lì ho iniziato a fare le suite inglesi, prima quelle che suonavo al 5º anno, una vita prima, seconda e terza, e poi dal momento che la cosa mi appassionava e mi sembrava di migliorare, cioè di togliere un po' queste lacune, anche tecnicamente mi sembrava di migliorare perché sbagliavo meno, non c'erano più le botte, il pedale, tutto quanto, da lì ho iniziato poi nel 2000 a studiare anche le altre, una alla volta, e quindi la prima cosa di Bach che ho imparato completamente sono le suite inglesi, dalla 1 alla 6 in un ordine diverso, e devo dire che quello lì è stato fondamentale, perché poi anche tutto il resto, che suonate di Mozart, la 109 di Beethoven, poi qualcosina di Chopin, qualcosina di Liszt, 2 sonate di Prokofiev, poi suonavo anche Rachmaninoff all'epoca un po', degli studi quadri, ho fatto una volta, 2 volte, ho suonato 6 mesi il 4º concerto, che ho suonato nel 97, e devo dire che tutto sommato è stata una roba molto dolorosa, perché adesso non sarei più in grado, però mi piacerebbe, e quindi io da lì devo dire che quel po' di miglioramento che mi ha stabilizzato un po' e reso un pianista normale, dignitoso, è stato con il fatto che per migliorare le lacune ho dovuto studiare Bach, e lì per lì non ci credevo. Devo dire anche che lo studio delle materie umanistiche al liceo credo che mi abbia aiutato molto per imparare e migliorare queste lacune, perché l'indipendenza mentale
esami che danno quelle materie poi serve al 100% per suonare questa musica, perché c'è la chiarezza, la lunghezza della c'è un po' la capacità di conoscere bene la metrica, che è praticamente quasi tutto in uno spartito di Bach, è fondamentale, e devo dire che credo di averlo imparato grazie allo studio del latino e del greco, eccetera, che quando facevo le medie elementari naturalmente non potevo fare, non potevo sapere, quindi avevo più difficoltà per suonare Bach. Per cui, quindi le prime sono state le suite inglesi, quindi adesso per esempio potrei suonarvi un po' della quinta, che ho suonato per anni, fino a direi, perché dopo la seconda e la terza avrei controllato la quinta, quindi Mi minore, perché tra l'altro, ecco, i maestri dell'Accademia, oltre a indicarmi diciamo, i mezzi per leggerle, mi dicevano anche, diciamo, degli interpreti di riferimento, dei maestri di riferimento, che comunque non vanno, cioè i dischi non vanno mai copiati, assolutamente, anzi bisognerebbe, mi dicevano sempre che io sentivo troppi dischi o troppe manie di idee di qua e di là, bisognerebbe esserci passati sopra col camion per cancellarli tutti, però in effetti devo dire che l'ascolto di maestri come Perraia, Schiff, poi quelli più vecchi, Liesing, Orzowski, Fischer, che sono i massimi interpreti, sono stati i massimi interpreti di questa musica, mi ha aiutato molto, cioè mi ha illuminato, ecco, questo sì. Per cui magari vi suono il preludio della suite inglese 5, chiudo la parentesi con il fatto che la suite inglese 5 in Mi minore e la francese 5 in Sol maggiore l'ho suonate per anni come prima parte di concerto, e adesso è già molti anni che non le suono più, e adesso a marzo ahimè ho da fare un concerto importantissimo per me in Spagna, dove mi hanno chiesto questo concerto qui, questi programmi, per cui sono molti anni che non le suono. Adesso da un po' più di una settimana ho iniziato a riprenderle, e devo dire che pur avendole suonate per anni, però quando si sta anni senza suonare una cosa non è proprio così immediato diciamo, il rincontro con codesta.
dire, tanto chiedere scusa per aver avuto qualche difficoltà, perché proprio essendo tanti anni che non lo suono, questo brano in particolare, proprio il preludio della suite, mi ha sempre dato, diciamo, come dire, un interrogativo che poi completamente non sono mai riuscita a risolverlo, perché questo modo di suonare Bach così, diciamo, aperto e molto orchestrale, perché tra l'altro questo preludio proprio, cioè, ha proprio un carattere molto, diciamo, barocco nel senso etimologico del termine, cioè si dovrebbe guardare come una cattedrale dove c'è il totale e c'è il particolare. Il totale sono i tutti, quindi tutta la prima parte, no? Questo, e poi da quando inizia poi il solo, che è questo, perché allora, vabbè, per semplificare un po', i preludi delle suite sono composizione in stile di libero contrappunto, dove in forma di concerto grosso, e si alternano i tutti ai soli. I tutti sono le parti, diciamo, concertanti, dove l'orchestra suonerebbe, diciamo, a ripieno, cioè forte, mentre i soli sono le parti dove singoli elementi dell'orchestra diventano praticamente, tra virgolette, solisti. Per cui nelle parti dei soli c'è un'articolazione più dettagliata, che invece, quando prima dicevano la cattedrale gotica con visione come dire, di tutta la forma dall'esterno, come si entra, sono i tutti. E poi ci sono i dettagli, se uno va a cercare la statua di questo, di quello, il mosaico, l'affresco, per cui dovrebbe dare un po' questa sensazione. Ecco, allora, in questo brano in particolare c'è più modi di farlo. Ora, io lo sento così, l'ho sempre sentito così, però è un'interpretazione, diciamo, una lettura un po', diciamo, come dire, non dico superata, perché poi la musica è universale, per cui, cioè, come si suonava negli anni 60, oggi si dice che non si suona più, però non è che cioè, non è che quello di oggi sia più valido di quello degli anni 60, semplicemente che sono due modi diversi. Per cui, però, questo modo di suonarlo così lento, arioso e piuttosto imponente, si potrebbe contrapporre a un altro modo di leggerlo, che io, devo dire, a casa lo esercito e certe volte riesco anche a farlo, molto più veloce, più agile, molto, diciamo, molto meno grandioso, che sarebbe un po' più un'imitazione del cembalo, perché il cembalo non può fare le sonorità del pianoforte moderno, quindi ha necessità di suonare più veloce perché la durata proprio dei suoni è più corta del pianoforte moderno. Per cui, quindi questo mi dà come dire, mi dà questo dilemma, perché generalmente oggi questo preludio è suonato più veloce, più snello, però io devo dire che pur avendo provato tante volte però quando poi vedo il pubblico e devo suonarlo, io non riesco a farlo così, cioè lo devo fare così come l'ho fatto adesso, e non è che mi sia riuscito benissimo. Per cui volevo magari farvi l'esempio, sono le prime battute, di come sarebbe suonato più veloce. Un esempio. Sarebbe così.
tutto sommato però se nell'altra versione di esecuzione non avessi fatto un po' di errori, tutto sommato l'altra per me è più, come dire, è più toccante, cioè così si alleggerisce, poi perde un po' secondo me di quella grandiosità che questa musica secondo me richiede, soprattutto allo strumento moderno, per cui era solo per dire un esempio di un altro argomento per me fondamentale, che è quello della, diciamo, del suonare moderno o antico Bach, che poi ho studiato in particolare nelle variazioni di Goldberg, di cui adesso racconto qualcosa, perché le suite sono successioni di danze, inglesi, francesi, le partite, tutto sommato questa grandissima differenza tra il titolo inglese, francese, le partite, tutto sommato è una differenza più teorica, perché comunque tra tutti questi cicli sono successioni di danze, le quali si catalogano tra inglesi e francesi semplicemente perché, o le partite, perché le tre raccolte hanno una successione diversa di danze, cioè ce ne sono alcune comuni che valgono per tutte e tre le serie e altre in mezzo che invece si differenziano, e allora a seconda del loro carattere e più o meno della loro provenienza nel periodo medievale poi Bach ha messo il nome di partita piuttosto che suite inglesi. Allora le suite inglesi sono caratterizzate tutte dalla presenza del preludio come forma come iniziale, per cui questa è il preludio della quinta, poi c'è la sesta, la terza, e generalmente questo preludio è una composizione orchestrale, cioè un concerto praticamente in forma di concerto grosso, che è quello che ho spiegato prima. Mentre le suite francesi non hanno nessun preludio, iniziano direttamente con una allemanda, e le partite invece ognuna ha una forma iniziale che è sempre diversa ed è di solito in uno stile diciamo praticamente improvvisatorio, è un po' una falsa toccata, perché c'è l'ouverture che è l'ouverture francese per esempio nella quarta partita, adesso poi dico cos'è l'ouverture francese ma non è difficile, poi non so, nella prima c'è il preambolo che è una specie di preludio però non è un preludio, poi nella seconda c'è la sinfonia che è una miscellanea, sono 3 brani di seguito che praticamente una parte è un concerto grosso, l'altra parte è un'ouverture e quella in mezzo ancora è una specie di allemanda, per cui cioè, le partite si caratterizzano per non avere mai una forma iniziale che sia fissa, per cui dicevo che dopo le suite inglesi parallelamente ho studiato le suite francesi, questo sempre verso il 2002-2003, tanto è vero che si è organizzato dei concerti in cui io facevo, in alcuni posti ho fatto il ciclo dei 3 concerti separati naturalmente, dove praticamente in 3 sere si aveva l'esecuzione di tutte le suite inglesi e francesi, che sono 12, però alternate, cioè suonando una inglese, una francese, una inglese e una francese, 4, 8, 12, in modo tale che venissero, diciamo che siccome le suite francesi sono un pochino più leggere diciamo, da ascoltare delle inglesi, in modo tale che l'esecuzione dell'inglese venisse poi un po' alleggerita da quella francese e così via. Questo ciclo si è fatto a Vicenza, anzi la prima volta che cioè, a dire il vero, l'allora società del quartetto di Vicenza mi chiese un concerto di musica di Bach. Allora io, avendo studiato un po' di suite inglesi e francesi, pensai di accostarle così. Poi da lì nacque l'idea di farle tutte quante nelle 3 serate, e le abbiamo fatte in 3 anni, tra il 2003 e il 2005. Poi le 3 serate sono state fatte anche a Torino e poi una a Milano naturalmente, nella Sala Verdi, una serata singola delle 3, e invece l'ho fatta tantissime volte, anche in Spagna, anche in Giappone, ed era quella con le 2 suite inglesi 5, di cui avete sentito ora il preludio, e le 2 suite inglesi e francesi 5 e le 2 suite inglesi e francesi 4, che sono particolarmente brillanti e virtuose. Scusate, che devo starnutire. Se n'è andato, mi dispiace. Allora, niente, dicevo che quindi dopo le inglesi ho usato le francesi, adesso potrei fare un rapido ascolto dell'allemanda e corrente, magari della suite francese 5 in sol maggiore, perché tra l'altro poi l'accostamento delle suite un po' è stato casuale all'inizio, però poi ho cercato di farlo con le tonalità, per cui la suite inglese 5 e la francese 5 sono i relativi minore e maggiori, mi minore e sol maggiore.
Poi c'è per esempio la suite inglese 6 che mettevo e la suite francese 4, la suite inglese 6 e la suite francese 4 che sono una in re minore e l'altra in fa, per cui ho cercato di fare anche degli accostamenti di tonalità che tutto sommato male non stanno. Tra parentesi, io da grande fan di Andras Schiff, che vedete sempre qua a Vicenza ogni anno, e osservando più che posso i suoi programmi, vedo che nella scelta dei suoi programmi l'accostamento delle tonalità è mostruosamente calcolato ogni volta, perché 2 settimane fa sono andato a Milano a vedere un concerto che ha fatto lui e sua moglie di violino e piano e hanno suonato delle sonate di Bach, Beethoven, Debussy e Mozart che erano proprio accostate così, si bemolle, sol minore e poi do minore e mi bemolle, per cui anche io credo che non sia assolutamente casuale l'accostamento. Per esempio ha fatto a Salisburgo il quarto di Beethoven che è in sol e il 595 che è in si bemolle nello stesso concerto, solista direttore, per cui credo che sia, ora io poi alla fine credo che sia più un ospizio, perché poi quando si ascolta la tonalità sia importante, però non è che poi ti focalizzi sempre solo su quella, però tutto sommato credo che sia anche una cosa bella, ecco, fa parte di una certa cultura, per cui allora adesso faccio un esempio di francese e poi racconto un po' di cose su quello che ho fatto dopo le suite francesi. Suite francesi in sol, allemanda e corrente. Vediamo se si spegne. Sì. Un secondo perché l'ho seduto male e non sono riuscito a mettere i pedali, avete pazienza. Comunque questa è la levanda della Suite 5 si caratterizza per il suo carattere bucolico e georgico di serenità niente, è in sol maggiore abbiate pazienza ancora una volta.
Questo era per, ho usato due per dire che un'altra cosa fondamentale per le suite inglesi, francesi, tutte quante, è che le danze sono sempre di solito di carattere contrastante tra loro, quindi diciamo, per generalizzare, una lenta e l'altra veloce. Per cui la prima, l'Alemanda, era di carattere bucolico, insomma, di sereno, l'altra, la corrente, è una danza originariamente più di carattere contadino e, diciamo, popolare. Quindi poi dopo c'è la sarabanda invece, che è la danza per eccellenza della poesia, di origine spagnola. Poi dopo di solito c'è un gruppo che possono essere Gavotta, Bourrée, Lourdes. No, Lourdes ce n'è solo uno proprio in questa. La Lourdes tra l'altro è una danza neanche ben precisata della Normandia, del Medioevo, che non è neanche, cioè ben precisato vuol dire che non è ben chiara, è una danza che non si sa se sia di carattere binario, cioè se sia in 2 o se sia invece in 6, comunque adesso vi faccio sentire un secondo, perché è molto più semplice ascoltare che non spiegare certe cose. Questo è il Lourdes. Della danza è che potrebbe essere in 6, cioè se il battito è a ogni quarto, cioè così. Oppure in 2 se invece si divide così. L'accento cade ogni mezza battuta e non ogni quarto. Comunque magari questo possono essere anche cose troppo difficili, però quello che volevo dire è che queste danze francesi sono, come dire, particolarmente, Bach ne ha fatto proprio, cioè le ha rese una forma d'arte, diciamo, irraggiungibile, perché nascerebbero come danze popolari, quindi cioè, le danze in sé sono anche, come dire, non volgari, però possono essere anche, invece Bach proprio l'ha trasformata in una forma d'arte straordinaria, e poi da lui hanno preso spunto anche gli altri, perché per fare un esempio c'è la suite di Ravel e Tombeau de Couperin, per esempio, sono una serie di danze francesi, preludio, adesso non mi ricordo esattamente perché non ce l'ho presentissima, però ecco, quello è un altro esempio di danza portata a un livello straordinario. Naturalmente muove da Bach, cioè se nel barocco non fossero venuti fenomeni di questo genere, probabilmente noi di queste danze non ne sapremo nemmeno, non ne avremo assolutamente traccia. Per cui naturalmente lo studio di questa musica mi ha molto aiutato anche per impararne altra, perché indubbiamente c'è la profondità, c'è la quantità di tensione che ci vuole, proprio nervosa e mentale per suonarla, è per me molto alta, per cui è chiaro che ogni brano è difficile, tutto è difficile, però indubbiamente, cioè magari musica di Chopin, di Liszt hanno tutt'altre difficoltà, però è sempre stato detto che, come dire, la cerebralità di Bach rimanga insuperata. E naturalmente la sfida è quella di questo lavoro dell'intelletto, di cercare di trasformarlo anche in qualche cosa di emotivo, perché se no rimane una cosa astratta che è ancora più pesante per chi l'ascolta e anche per chi la esegue. Infatti tanto è vero che quando si va a sentire Bach molti dicono però un'ora e mezza di Bach io poi mi viene sonno, cioè indubbiamente se non è suonata con una certa emozione e una certa trasmettitività poi non ci si fa più. Per cui il mio idolo Andreas Schiff, che ho visto 1000 volte suonare Bach, quando fa le Goldberg per esempio, dal momento che ho visto 5 volte dal vivo, dal momento che nei ritornelli li fa praticamente uguale, cioè non ogni tanto mette qualche fioritura in più, ma proprio poche, e soprattutto la dinamica è pressoché uguale, cioè la prima volta a cassaforte, la seconda volta pure, per cui anche
anche dal mio idolo, devo dire che ascoltarlo 25 volte dal vivo io lo sentirei giorno notte e non solo, però un pochino di noia mi è venuta, perché ogni variazione, ripete la prima volta, ripete la seconda più uguale, la seconda, la terza, la quarta, quando arrivi verso la 25-26 non ce la fai più. Per cui credo, ecco, questo per dire che la capacità dinamica logica del pianoforte va sfruttata al massimo, e naturalmente Schiff suona pianistico, però non più di tanto, perché non mette mai pedale, mai, ed è poi un legato che è stratosferico, però quando c'è il ritornello, cioè bisogna anche nelle suite, se il ritornello bisogna variare il più che si può, perché se no non ce la fai più, ti spari. Per cui questo è anche un motivo per cui il cembalo, io faccio più fatica a sentire i concerti dal vivo del cembalo, perché loro con la dinamica non possono variare, perché non hanno, il cembalo non può fare i colori che fa il pianoforte, quindi loro possono variare solo con le fioriture, ed è anche per quello che ne fanno tantissime, molte di più del pianoforte moderno, e quindi bisogna stare anche attenti noi, del pianoforte moderno, a non approfittarsi troppo delle fioriture. E c'è stato un periodo, io verso il 2005-2006, dopo il francese, ho fatto tutte le invenzioni, che sono anche quelle ritenute facili, ma che sono di difficoltà mostruosa, e devo dire che in quell'anno lì delle invenzioni, ho suonato qualche volta, ho fatto l'incisione, io vorrei rifare quel disco perché ci sono un po' troppe fioriture, mi sono approfittato un po' troppo, per cui poi dopo ho fatto le toccate e poi naturalmente le Goldberg più volte, e lì sono stato attento, perché la questione delle fioriture secondo me è anche una questione di controllo, cioè bisogna stare attenti a non lasciarsi prendere la mano anche quando ti verrebbe voglia di farle, perché tutto sommato secondo me non stanno benissimo, soprattutto al pianoforte moderno. Per cui comunque volevo dire che in generale le suite le ho sempre suonate lente, diciamo di passo, di incesso, mentre con le Goldberg, che c'è tutta una storia, la prima volta l'ho suonata, pensate, qui insieme nel 2004, nel 2003, quando l'avevo appena imparata e fu disastroso, non so, perché allora, le Goldberg hanno le difficoltà, hanno anche la faccenda delle due tastiere, sarebbero state scritte per 2 manuali, quindi sembra 2 manuali, vuol dire una tastiera sopra, poi una sotto, una sotto e una sopra, mentre sul pianoforte moderno si devono ovviamente fare tutte su una. E allora la prima difficoltà da sconfiggere è che, naturalmente, quando si leggono ci si scontra tra le mani, perché bisogna imparare, quando c'è da incrociare le mani, a suonare su 2 punti diversi del tasto, perché se no ci si scontra una mano con l'altra e accadono incidenti ferroviari. La prima cosa è dura, è durissima. Mi ricordo che nel 2004 più o meno ogni 2 giorni imparavo una variazione a memoria, però poi c'era questo problema qua. Ora poi dopo, una volta superato, non ci fai più caso, però anche per quello concorre molto il discorso della liteggiatura, bisogna trovare bene delle liteggiature che insomma ci diano almeno fastidio possibile tra le mani. Quindi le Goldberg l'ho iniziate nel 2003-2004 e poi l'ho suonate per anni e anni, finché sono giunto alla conclusione di suonarle per il pubblico senza ritornelli, proprio per il motivo che dicevo prima, che i ritornelli bisogna sempre variare, allora sono 30 variazioni, sono tantissime, poi a un certo punto io non ce la faccio più. L'ho suonate con i ritornelli complete diverse volte, però ecco, quelle sono state il brano che hanno segnato la mia, come dire, la mia scelta definitiva per l'interpretazione di Bach, in quanto se le suite le ho sempre suonate piuttosto di passo lento, perché le danze proprio non riesco a sentirle suonate più veloci, mentre le Goldberg, che sono una serie di variazioni, una serie di invenzioni, le più tante, oltre che i canoni, di virtuosismo strumentale, suonando lentamente mi sembrava di non riuscire a esaudire i desideri, cioè di non riuscire a realizzare quello che veramente volevo. Allora, a fine di ripeterle per anni e anni tutti i giorni, praticamente da molto lente sono venuta a suonare a una velocità, diciamo, piuttosto veloce in alcuni casi, non come Gould, perché Gould le fa veramente alcune delle velocità impossibili, veramente incredibili. Tanto è vero che dico sempre, parentesi, che le incisioni di Gould sono straordinarie e sono in studio, però e sono perfette, sono la perfezione più inimmaginabile possibile, però quella dal vivo registrata da Salisburgo nel 1957, lui le suonava sempre senza ritornelli, era sempre suonata così.
in quella dal vivo, per fortuna, dato che le difficoltà sono trascendentali, tutto sommato anche per lui, almeno in quella dal vivo c'è qualche incidente, per fortuna. Per cui vuol dire che tutto sommato sono stati un cavallo, sono stati difficili anche per lui. Per cui c'è il video del secondo dicembre dell'81, c'è un video che secondo me non la suonate tutte di seguito, sono un po' montate, spero, perché sono di una perfezione e di una velocità in alcuni casi veramente marzianica. Per esempio la 17, questa, eccetera, è praticamente suonata al doppio. Tieni conto che c'è da mettere le mani una sopra l'altro. Per cui, ecco, quello che voglio dire è che per me le Goldberg sono state e continuano a essere la maggior palestra per la tecnica che tutti i giorni faccio. Anche ieri sera ho suonato lentamente, pur non dovendole adesso suonare fino a marzo, perché hanno rappresentato per me, hanno la difficoltà tecnica come gli studi di Liszt, gli studi di Chopin, in modo diverso naturalmente, che per me hanno rappresentato proprio il massimo e ogni volta che le suono, insomma, ho sempre una paura mostruosa, perché ci sono delle difficoltà. Poi ci sarebbe ancora da raccontarvi un po' di cose, per esempio su come metto il pedale, quando lo metto per l'uso del pedale tonale, sul legato, sullo staccato, sul tocco, però indubbiamente sono cose un po' più, diciamo, per addetti ai lavori, per pianisti che magari hanno studiato. C'è qualcuno di voi che suona il piano e che ha suonato Bach? Che suona Bach? Non vedo un accidente. Alza la mano, 1, 2, 3, parecchi, allora sì, allora addentriamoci un pochino, dai. Cosa avete suonato di Bach? Cosa suonate? Non sento un accidente? Non so, concerto italiano, capriccio... io ho suonato dei preludi e fuga dal clavicembalo interpretato. Bene. Che libro? Primo o secondo? Sia primo che secondo. Ecco, io il cembalo temperato, a parte gli studi del conservatorio che sono stati disastrosi, perché ne avevo studiati 24 e poi ne suonavo 3, però poi l'ho dimenticato, adesso non mi sono ancora dedicato assiduamente, perché dopo le invenzioni ho fatto le toccate, oltre che le Goldberg più volte, poi ho fatto le suite francesi in CD completo, non le avevo fatte prima, ne avevo studiate, suonate, non le avevo mai registrate. Poi ho fatto adesso il concerto italiano, il capriccio e l'aria variata, saranno completati da altri 3 pezzi. E poi, poi ho studiato i concerti, e li sto studiando ancora perché me ne mancano ancora, per tastiera e orchestra d'archi, che sono quelli che suoneremo venerdì 3. Per cui quelli a loro volta rappresentano un'altra difficoltà ancora, perché anche quelli sono musica, di elevato virtuosismo strumentale, proprio tastieristico. E anche lì, per arrivare a suonarli veloci, insomma, bisogna soffrire mesi. Adesso per esempio sto imparando, ho iniziato a leggere da un mese il concerto in re minore, quello più famoso, che è questo, eccetera, che è quello più grande sono 6 concerti per cembalo, cioè per tastiere e orchestra. Questo è il primo ed è quello più lungo e più difficile. Insomma, devo dire che sto soffrendo, avrò ancora molto da soffrire. Tenete conto che dopo 1 mese e mezzo la carta non se n'è ancora andata, per cui questo vuol dire quanto è difficile. Per cui, poi posso anche raccontarvi un po' come studio. Io suono tutto lentissimo col metronomo quando leggo e anche poi quando studio, ma il metronomo non mi serve, come dire, perché mi rende robotico, quanto serve quando si suona molto lentamente, serve a dirti se, che ne so, fai un accelerando che non te ne accorgi, che ti fa andare fuori, oppure se il tempo non l'hai se il metronomo serve per farti assimilare, diciamo, il tactus, che è lo scorrere, lo scansire del tempo. Per cui suono lentamente il più possibile senza pedale, cercando di legare tutto con le mani, come fa Schiff, però poi non riesco. Allora è da lì che metto il pedale tonale. Il pedale tonale però lo metto in un modo, spero che si accorgano, che praticamente non dà fastidio, cioè mi serve praticamente a, come dire, a creare in certi casi una metapolifonia, cioè una polifonia che con le sole dita non riesco a fare. Spesso Bach ha delle progressioni discendenti con le quinte, allora lì, per esempio, se un pezzo è a 2 voci, tramite l'armonia si può isolare delle note e farlo in quel momento lì diventare a 3. Allora per quello serve il pedale tonale. Per cui, però, in generale credo e spero che il pedale come uso non sia
suonato, non sia messo in un modo che dia fastidio, cioè che entri e che disturbi l'armonia e lo svolgimento del brano. Per cui io sono di questa idea che in Bach il pedale va usato solo se, cioè in un modo tale che non se ne accorga, perché sennò un po' disturba, perché d'altronde loro non lo avevano nello strumento antico, per cui cioè, evidentemente anche loro legavano con le dita, per cui comunque in generale è così, perché insomma anche i grandi interpreti quando si vede, non so, Perrai, ho visto tante volte suonare dal vivo, il pedale lo mette, però cioè, se te non lo vedi non te ne accorgi, per cui direi che l'unico è un po' Pollini, che ha un altro concetto e tutto sommato spesso, cioè un po' ogni tanto lo mette un po' tanto, cioè lo mette un po' troppo a lungo, però questa è un'opinione mia personale, non è che sia una critica, anzi, cioè, diciamo, va un po' controcorrente, perché i suoi colleghi esperti di Bach non lo mettono così. Però per esempio, non so, anche Weissenberg nel passato, che ha fatto qualcosa di Bach, lui lo metteva un po' tanto, per cui Fischer lo metteva un po' meno, però comunque un pochettino lo metteva, per cui cioè, l'importante è che non dia fastidio, poi ognuno ha le sue sensazioni, la sua sensibilità, non si può prendere di mira solo per partito preso. Per cui, a parte i concerti, dicevo che, ecco, anche per i concerti c'è il discorso del virtuosismo, per cui vanno suonati veloci e tutto sommato sono molto difficili per assimilarli. Poi anche lì ci sono delle danze, per esempio possiamo dire qualcosa di venerdì, il primo che suonerò in La maggiore è trascritto dall'oboe, da Bach, cioè originariamente era un concerto per oboe e orchestra, il secondo tempo è un siciliano meraviglioso, è un larghetto in forma di siciliano. La siciliana è un'altra danza medievale che si caratterizza per essere ternaria e avere un ritmo inizialmente francese. Francese vuol dire che è puntato, cioè sarebbe do, mi, questa è l'orchestra, della siciliana. C'è spesso in Bach, anche in altri concerti, poi si trovano magari dei preludi e fughe, no, non delle fughe, dei preludi nel cancello temperato, o anche qualche cosa nel, come si dice, per esempio anche delle invenzioni che sono così, adesso non mi ricordo esattamente quali, perché sono passati anni. Purtroppo, ecco, un'altra cosa che credo che si vede la differenza tra uno normale e un padre eterno, cioè ci sono cose che ho studiato per anni, che poi sono anni che non le faccio e non mi ricordo più un accidente, che mi fa rammaricare, perché le invenzioni sono state 3 mesi estivi, e poi le ho anche suonate un po' tutte insieme. Ce ne sono alcune in forma siciliana, soprattutto quelle a 3 voci. E quindi quello che volevo dire è che nei concerti quindi non c'è solo il virtuosismo strumentale, ma anche questa vena poetica particolarmente ispirata e che nella fusione con gli archi dovrebbe essere molto piacevole. Poi non so cosa dirvi ancora, questi sono più o meno negli anni che ho studiato Bach, dal 2000 così intensamente. Non so se un personaggio così onesto io non l'ho mai visto. Non so così riascolto Se qualcuno vuole chiedere qualcosa? Sì, certo, quello che vogliono. Se magari uno vuole suonare qualcosa. Io ho detto così onesto perché credo che qualunque dei grandi possa fare qualche sbaglio. Ma lui lo dice anche meglio. Non ho mai capito che bisogna dirlo. Tanto nessuno se ne accorge. Con colpo al cuore. No, sono contenta di aver suonato il preludio perché tutto sommato. Volevo confidarti che Bruno ogni volta prima di andare a letto suona il concerto italiano. Tutte le sere. Lui? Lo suona? E quindi se per caso
Sì, ma io non lo suono da secoli. C'è lo spartito? Cioè un po', anche quello l'ho studiato mesi, poi l'ho studiato 2 volte dal primo che era poi da buttarsi sotto il treno alla stazione, però poi ho fatto l'incisione, ho detto almeno quella sono riuscito a farla. Una volta ho suonato per bis a Padova, l'anno scorso, tanti anni fa, dopo un concerto tutto di musica italiana, sono quelle cose italiane. Sì, ho suonato ma Scifolo suona per bis, sai, giusto perché è mio idolo, no? Lui suona tutte le suite francesi, l'ouverture francese ed è già 1 ora e mezza. E poi per viso fa il progetto italiano. Lo so, ma è gente di un altro pianeta, io non so cosa dire. Io l'ho visto dal vivo anche quello, ma forse l'ha fatto anche qui questo concerto qua, no? Forse no. Quello dei francesi no, le Goldberg sì, le partite sì. E quindi lo so, io, ma per esempio lunedì abbiamo parlato anche un attimo quando io ho detto guardi che è risaputo che lei è l'uomo di tutti i tempi che ha la maggior facilità possibile, cioè che tipo vede uno spartito, dopo 5 minuti lo suona. E lui dice no, non è vero, non è vero. Il più grande dice ne avevo quando ero giovane, da giovane ho imparato in un attimo, infatti guardando un po' anche la sua carriera, cioè tra i primi anni 80 e l'86 si è suonato tutta l'opera di Bach, sono tutti i dischi, capisci che sono tutti i dischi da 2 ore e mezza ciascuno, per cui per impararli a memoria tutto quanto vuol dire che imparava come... Per cui dice adesso quando imparo un pezzo nuovo ci metto di più, poi faccio fatica per la memoria e io volevo dire guardi anch'io, però io ho 35 anni, lei ce n'ha 60, quindi sa 60 non sarò che per leggere un'invenzione e quindi niente, il concerto italiano io adesso non lo so fare, forse è il secondo tempo, è che non l'ho dimenticato anche quello. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere, ovviamente. Io posso dire, mi ha incuriosito quando diceva delle fioriture. Sì. Mi piacerebbe fare un esempio di una fioritura. Sì. Allora, per esempio bisogna suonare un pezzo di una suite la prima volta e la seconda, perché ci sono le fioriture scritte da Bach, bisogna farle, però anche lì c'è da scegliere, perché negli spartiti Writer adesso recenti ci sono quelle scritte grandi e quelle scritte piccole, quindi quelle scritte piccole pare che fossero a piacere, cioè che si potessero anche non fare, e invece quelle scritte grandi bisogna farle. Tieni conto che non tutti fanno le stesse fioriture, anche quelle scritte da Bach, perché tra le varie edizioni c'è qualche discordanza. Per esempio, un esempio lampante, l'aria delle Goldberg, che è nel quaderno di Anna Magdalena, ha delle fioriture diverse da quelle che sono nell'area delle Goldberg, delle Goldberg, poi Bach ha usato per fare le variazioni. Però tutto sommato secondo me non è così fondamentale. Adesso io vi faccio sentire, per esempio, l'aria delle variazioni Goldberg suonandola con i ritornelli e suonando la seconda volta senza le fioriture. Così si fa un'idea di che differenza c'è. Questo è un modo, perché poi c'è un altro modo che è quello, la seconda volta invece di farne di più di quelle che ci sono scritte. Parentesi, nel caso delle Goldberg, sai che l'aria dall'aria si fa all'inizio, poi si rifà alla fine, dopo tutte le prese. Sempre perché l'ho visto da Schiff, evidentemente io sono stato illuminato, una volta, delle 5 volte che ho visto i concerti, nell'aria da capo alla fine ha tolto tutte le fioriture, anche quelle scritte da Bach, e quindi praticamente l'articolazione è diventata nuda, e quello mi ha illuminato, perché è una cosa non l'ho mai sentita. Però non lo fa sempre, ha detto, lo fa quando ne ha voglia. Io invece proprio sistematicamente credo che dopo tutte le variazioni, che è tutto un percorso molto frastagliato, sia bello poi rifare l'aria nuda, perché è come depurare, diciamo, una cosa dopo che è stata rivoltata in tutte le sue possibilità. Per cui adesso ne suono l'aria con le fioriture e la seconda volta senza, e poi magari un'altra volta la stessa cosa aggiungendo qualche fioritura. Vediamo se si accorge della differenza. Alla fine mi dice se se ne è accorto o no.
la seconda volta si è accorto che c'era qualcosina in più, però tutto sommato già Bach ne ha scritto tante, per cui secondo me varrebbe la pena di non fare neanche tutte quelle che ha fatto lui. Però poi comunque io non suono più con i ritornelli questo brano, per cui per me è stata una cosa, un ricordo di anni fa, quando facevo i ritornelli facevo un sacco di fioriture, che tutto sommato poi sono un po' pesanti. Sì, vengono meglio al cembalo, evidentemente. Adesso però le faccio sentire, ed è una cosa piuttosto rara secondo me, la stessa aria senza ritornelli e senza fioriture, esattamente nuda, e sentirà che è diversa, che come più bella. Così nuda, perché cioè, a sua volta appoggiature, le cose che si fanno sempre, sono proprio scritte da Bach. Questa è proprio, invece, proprio è l'aria nuda così com'è, senza fare non solo gli abbellimenti, ma anche appoggiature, note di passaggio, quelle che ci sono scritte. E secondo me è un... Posso sintetizzare? Sì. Quell'altra ti diverte, questa ti parla. Sì, se vuole, sì, la fioritura anche come aspetto di, diciamo, ludico può essere interessante, sì, invece questa è proprio autentica. Vabbè, sarà perché tutto sommato così nuda non l'ho praticamente mai sentita, eccetto quella volta che dicevo prima, per cui può darsi anche che sia un azzardo, però devo dire che non si è mai scandalizzato nessuno nelle volte che l'ho fatta tante volte, alla fine, dopo tutte le variazioni, così senza niente. Ma comunque tutto sommato forse ho scelto anche un brano, cioè per vedere le fioriture che forse voleva lei era meglio magari fare, non lo so, una gavotta di una suite o una corrente. Vediamo tutto, devono venire venerdì. Sì, ma venerdì ci sono dei concerti, non c'è niente di ciò. Comunque qualcosina faccio anche lì, ecco. Soprattutto magari quando, secondo me i concerti hanno i primi tempi in forma di concerto grosso, sono come preludi praticamente. C'è l'esposizione, poi c'è un po' di sviluppo del materiale, poi c'è la ripresa. Alla ripresa, quando ripete uguale che all'inizio, si può fare qualcosa. Per cui il principio della fioritura essenzialmente è quello di variare quando una cellula viene ripetuta nello stesso modo. E loro lo facevano abitualmente senza scriverlo, perché era prassi. Diciamo, vagamente si può sintetizzare così la prassi. Cioè il fatto che poi, per esempio, nelle sarabande, quando c'è le note lunghe, bisogna riempirle con dei trilli, perché se no il suono scompare nel cembalo, invece noi un pochino resta. Per cui, però io sono contrario anche a quello, a riempire sempre le note lunghe, però un po' lo faccio, perché poi ci sono anche altre fioriture, ci sono in molti brani celebri, ci sono proprio delle fioriture non scritte, ma che sono di tradizione, cioè che è come se fossero scritte, perché da 100 anni le fanno tutti così.
allora quelle bisogna farle, e nei concerti di venerdì ce ne sono, nel secondo tempo dell'ultimo, nel secondo tempo del penultimo, del secondo, sono soprattutto queste fioriture di tradizione, sono soprattutto dei movimenti lenti, dove magari sono delle battute lunghe che l'orchestra fa la sua linea e il pianoforte ha le note lunghe, per cui o anche, non so, negli ultimi movimenti, tipo nel terzo tempo del secondo concerto, che è un allegro brillante, che è in forma di rondò, ogni volta che ritorna la A, cioè il primo tema, diciamo, si dovrebbe fare un pochino cambiato. Io lo cambio solo una volta, ritorna 4 volte, ritorna 3 volte oltre che l'esposizione. Delle 3 una volta solo faccio un pochino di fioritura, perché tutto sommato sempre ho un po' di timore a approfittarmene, ecco. Poi dipende anche dal momento, ecco, una cosa bella è quella che le fioriture spesso si dovrebbero improvvisare estemporaneamente, cioè farle sempre diverse ogni volta, quella è una cosa bella che mi hanno detto tutti i maestri e che devo dire che fanno, cioè lo stesso Schiff che ho visto tante volte suonare le Goldberg non fa sempre le stesse fioriture, quelle poche che fa, per cui anche quello è, perché anche quello è parte della prassi, cioè loro le inventavano al momento, non sempre le stesse, per cui poi il pedale ve l'ho già raccontato, poi vabbè ci sarebbe tutto il discorso del legato e staccato che è sì, perché è troppo difficile da spiegare, non lo so neanche io come faccio, perché cioè, quando si suona Bach la prima cosa è il ritmo, cioè se manca il ritmo addio, ti puoi buttare sotto un treno e soprattutto quelli che sentono muoiono, per cui la prima cosa è il ritmo, e il ritmo è la musica, cioè questa vitalità che ha la musica, che è data dal ritmo, e insieme c'è la melodia, il colore, però tutto questo insieme è, diciamo, la musica di Bach, però è difficile spiegarla, separare le cose, è molto difficile, per cui tutto sommato è meglio che se deve mancare qualcosa, l'importante è che non manchi il ritmo, se no si è morti. E poi se deve mancare qualcosa magari può mancare un po' di colore, se vogliamo, perché comunque il cembalo il colore non poteva farlo, però il pianoforte moderno deve farlo, e quindi il colore è, diciamo, questo piacere timbrico, questo piacere di far suonare il piano con tutta la sua gamma, che è fondamentale secondo me. Infatti tutti gli interpreti, anche Gould, che è quello meno pianistico di tutti, perché il ritmo era fantastico ovviamente, perché la velocità a cui suona, proprio questo senso della continuità è straordinario. Anche quando suonava lentissimo, ci sono certe cose che suonano lentissime che dici, dopo la seconda battuta dici, adesso mi viene un infarto, perché abituato a sentirla a un altro tempo. Però ecco, quello che è un po' la caratteristica di Gould, che a me un po' mi dà fastidio, è che spesso anche nelle Goldberg è un po' meccanico, cioè si sente questa, come dire, questa artificiosità un po' meccanica, un po' robotica, e io credo che quello fosse la sua natura, cioè che non è una cosa contestabile più di tanto, per cui quelli che dicevo prima, per esempio anche Richter certe volte da vecchio ha fatto le suite inglesi, le francesi, lui stesso dice nel diario che tutto sommato dice io negli ultimi anni che ho suonato Bach credo di non aver capito tanto, perché mi sembra di essere scolastico, ecco, un pochino, forse un pochino si avverte, però aveva il colore, aveva proprio una profondità, un peso nel suonare che poi lo fa dimenticare. Ecco, tutto sommato, non so, gli interpreti, non so se conoscete Pietro Anderzewski, lo conoscete, no? uno mondiale che avrà una quarantina d'anni, ha fatto Bach alcune cose, ecco, quello è l'esatto contrario, ha un'immaginazione paurosa, ma anche quello, cioè io non sono mai riuscito a capire, credo che non si possa capire, in un interprete, quando è geniale, quanto sia natura e quanto sia studio, cioè quanto sia coscienza. Tutto sommato credo che in molti casi sia più natura che coscienza, secondo me, quando uno è più bravo di un altro perché ha più natura. Qualche giovane? Io? No, degli ultimi giovani che hai sentito. Dunque, per Bach, cioè questi barocchi qua, musiche barocche in genere, adesso per esempio va di moda tanto uno che si chiama David Fry, è il genero di Riccardo Muti che ha sposato sua figlia, ma a parte quello è francese, ha fatto i concerti di Bach, le partite, suona da Dio, il colore è tantissimo, però tutto sommato suona un po' tanto lento, sto guardando su YouTube assai, però è molto interessante, non l'ho mai sentito da vivo. Uno che mi è piaciuto molto è Alexander Tarot,
non so se lo conosce, è un francese sulla quarantina che ho sentito in disco e non mi piaceva granché. Però una volta sono andato a Genova dal vivo, era Rameau, mi è sembrato di una classe, è distaccato, è glaciale, è un po' tipo Benedetti Michelangeli, tipo, cioè è distaccato, è glaciale, però ha una classe, c'è una glacialità che non... Barami, io Barami adesso non lo conosco più perché ormai la gloria è tale che non caga più il popolo, scusate il termine, però quando abbiamo studiato a Imola negli stessi anni, quando dicevo prima gli stessi maestri, addirittura l'esame di diploma, che all'Accademia consiste in un recital e in un concerto piano e orchestra con accompagnamento di secondo pianoforte da parte di un altro allievo dell'Accademia, io l'accompagnai, mi ricordo benissimo, proprio nel concerto in sol minore che è il terzo di quello che suonerò venerdì. All'epoca era nessuno se lo cagava, scusate il termine, era ben disperato, questo nel 2001, giù di lì. Sì, nel 2001, sì. E niente, io penso che sicuramente ci sia ben del valore, perché sennò non abbia le sue qualità. Tutto sommato credo che sia uno dei rari casi nello Star System che è un po' sopravvalutato, perché tutto sommato, cioè tra gli 8 e 10.000 euro che piglia lui per un concerto, e io non dico quelli che prendo, ma sono molti di meno, cioè non è 10 volte più bravo di me, tutto lì. Per cui è un po' anche come la Grimaud, no? Che viene 30.000 euro, ma non è 30 volte più brava di me, sentita dal vivo. Per cui c'è questo delirio nella musica classica, si lamentano dei soldi che non glieli danno più, gli sponsor, tutto quanti, però secondo me c'è questo delirio del divario e della sproporzione in cui sono distribuiti, perché comunque c'è tutti sti soldi per un artista, anche quando riempi un teatro e la gente paga 100 euro, però non ti tiri su 30.000 euro con 1.000 persone che vengono. Per cui e quindi dovrebbero un po' far mettere un calmiere. Per cui comunque di Barami credo che sia un po' tipo Gould, se ha qualche limite può essere del fatto che è un po' meccanico anche lui. E tutto sommato, vedendolo su YouTube, il tocco non è così sopraffino. Però, sai, ha frequentato già dei teatri e delle orchestre che probabilmente sono io che non ci sento, perché lì se il tocco non è sopraffino ti mandano... cioè non ci puoi stare, per cui recentemente, io lo guardo su YouTube, lo studio proprio per capire che differenza c'è, quanto è più bravo. Recentemente ho visto che sono apparsi dei video di concerti che ha fatto, perché lui i concerti di Bach, quelli che suoniamo per me, li ha suonati 1000 volte ovunque, ce ne sono certi che sono disastrosi, si vede su YouTube, cioè disastrosi vuol dire che è duro, poi che non è pulito, il ritmo vacilla, non è chiara l'articolazione, cioè quindi sono robe da avere un infarto. Mentre adesso recentemente, però il disco, quello con Shai lì, bellissimo, cioè, ma non solo perché è pulito, semplicemente perché lì non pesta, il suono non è duro, il ritmo l'articolazione è perfetta, l'orchestra non lo copre, tutte queste cose qua sono cose, però è anche vero che io vedo per mia esperienza che la tecnologia che c'è oggi, soprattutto nei dischi, cioè si fanno delle robe che non te le immagineresti mai se te non lo sai, per cui però comunque tutto sommato via del panorama, per quanto lo ritengano nei massimi di ora, forse i massimi sono ancora altri, per cui comunque tanto di cappello, perché comunque è un po' come anche a Levi, no? Uno che ha tutto quel successo non puoi dire che è un pirla, perché non è possibile. Poi che molto faccia il marketing, tutto quanto, è vero, però io ho visto proprio a Genova, può darsi anche, ma io un po' a Levi lo conosco un pochino, perché lui suona per la Sony come me e quello che produce a Levi sta al piano di sotto di quello che produce me. Però la differenza è che a Levi i suoi dischi hanno il marchio della Sony, ma la Sony mette il marchio e li vende, è lui che glieli dà, li prepara, lui fa tutto lui. Porta lui i tecnici, sceglie lui i microfoni, cioè fa tutti i libretti, tutto quanto. Quindi sono ogni volta un parto di 6 mesi, a cominciare da quando scrive la prima nota, che dice che lui ha l'illuminazione in sogno e domani mattina mette giù il concerto per violino. E niente, io l'ho suonato a Genova tante volte, l'ultimo disco l'hanno proprio fatto lì a Genova, l'hanno presentato lì, hanno fatto il primo concerto lì. Tutto sommato il concerto per violino, i musicisti dell'orchestra che di solito disintegrano tutto il possibile, c'è anche gente molto famosa che è venuta lì a dirigere e ha detto che sono scarsi, ha detto che è abbastanza ben scritto questo concerto per violino, pare discreto, tant'è vero che il detrattore Uto Ughi, che lo odia a morte, ufficialmente ha detto sul giornale che non l'ha scritto lui ma che gliel'ha scritto, quindi
E quindi, però io l'ho visto una volta, la sua musica per 5-6 minuti, 10 al massimo, può essere anche valida, poi basta però. Nel senso che poi... L'importante è che non dica che come Beethoven... quello sì, quello lì, ma quello lì probabilmente non so se sia lui, quello lì è il marketing che va oltre determinati, perché, però purtroppo io il Carlo Felice quel giorno lì, cioè tutti i giornalisti che sono venuti da tutto il mondo, io non l'ho mai visto in 20 anni così, cioè è venuto a suonare Pollini, Giulini, Muti, ma cioè tutte queste televisioni, tutti questi giornalisti di tutto il mondo non l'ho mai visti in una volta, per cui quello è una roba. E poi niente, è venerato, cioè entra in scena come se apparisse Dio, pubblico di giovani, tutti giovani come voi, ma probabilmente molto, cioè probabilmente che non ha mai sentito Chopin, non sanno cosa sia la musica colta, perché sennò non si spiegherebbe tutta questa cosa qua, è una cosa incredibile. Però insomma un fondo di verità forse c'è, per cui lui racconta che quando era giovane suonava Scarlatti, una volta ha fatto un concerto a Napoli, c'erano 4 persone, lo so, dico, se avessi continuato a suonare Scarlatti come lo suono anche io, forse saremmo andati tutti e due a finire in mare, però ha trovato sta cosa, perché lui comunque ha studiato bene la composizione, si è diplomato, ha fatto tutto quanto, allora poi, cioè, è quello che, perché poi non sono mal scritte quelle robe lì, no? Non è jazz, non si sa cos'è, cioè, Magari non sono capolavori. no, quello no, però è una musica di sottofondo, sì, che va bene per fare il bagno. In aeroporto, sì. E vabbè, se qualcuno ha altre domande, io mi sono un po' affannoso nell'eloquio, ma non è che parlo Dovremmo molto star spesso. dovremmo star qui molto, no? Dei giorni. Cosa ci fai per chiudere prima di stasera? Vediamo cosa posso fare. Non un corale. Vuoi un corale? Beh, ma è lento. Aspetta, no, penso a questo. No, facciamo una... Per chiudere possiamo fare... Aspetta un attimo, non so, un tempo di un concerto lo anticipiamo già, non si può? Perché no? Anzi, Vabbè, solo piano senza orchestra. Sì, però teoricamente si possono suonare anche senza, perché pianoforte fa continuo. Allora proverei a suonarvi il terzo tempo del secondo concerto, quello allegro che si diceva prima, che ha la forma di rondò, è particolarmente... E con questo Andrea Bacchetti ci saluta e ci dà appuntamento a venerdì. Grazie.